E noi a Vallata, il giorno prima di Savita, il 14 di giugno, facciamo una processione grande, una pure grande con i bambini, con tutto l'ussurì, questi che stanno all'ussurì, con lo maresciallo della caserma, la pondata. Allora facciamo la processione all'ussurì, torno al paese e andiamo a Savita. Allora, Sì. dimmi. Ok, questo pane, Savita ha lasciato questo poco pane per i cani, perché il Signore Gesù, la donna che teneva un bambino piccolino, prendeva il pane, la fetta del pane e produciva lo coletta alla creatura, la baby. Allora Gesù non le è piaciuto, il pane l'ha fatto per mangiare, non per produrre lo coletta alla baby. Allora io ho detto, pigliate la spiga del grano, perché la spiga del grano viene dalla terra, che noi facciamo per tutta la campagna. Allora Savita ha detto, padre a Gesù, lascia un po' di pane per i miei cani. Allora io quando tirava la spiga per buttarla tutta a terra, ha lasciato un po' la spiga e è rimasto quella là. Prima era tutta la spiga del grano, dalla terra fino a capo. Gesù l'ha detto che non c'è pane. Gesù l'ha detto, padre, lascia un po' di pane per i miei cani. Allora quando è stappato con la mano, è stappato il pane per lo cane Savita. E noi teniamo questa devozione per Savita per fare questo pane. E noi a Vallata, il giorno prima di Savita, il 14 di giugno, facciamo una processione grande, una pure grande con i bambini, con tutto l'ussurì, questi che stanno all'ussurì, con lo maresciallo della caserma, la pondata. Allora facciamo la processione all'ussurì, torno al paese e andiamo a Savita. Quando arriviamo a Savita facciamo 3 giri, torno alla cappella di Savita, questo è l'altare di Savita. Abbiamo fatto 3 giri, dopo 3 giri, abbiamo messo dentro la cappella, aspetta. Ho tutto o niente. Abbiamo stappato, conservato, lo mettiamo in coppa alle foglie di carta, un giornale antico, ma anche carta normale. L'abbiamo messo là, l'abbiamo messo tutta una capanna grande, la gente veniva dalla campagna e portavano animali, cavalli, capre, pecore, ludochi, portavano bacche, tutte queste cose che tenevano la campagna. Alle 3 della mattina si partivano dalla campagna e venivano a Savita. Chi animali facevano 3 giri a tornare alla cappella di Savita, poi si facevano la benedizione e se ne andavano alla casa, si portavano una dalla campagna. Sì, questa è la tua. Grazie. E questa è la devozione che noi teniamo per Savita. Al paese nostro facciamo assai panelli, perché era troppa popolazione che venivano a Savita, volevano quel pane. Io la comprendo tutta. Io sono lo stesso, noi lavoriamo insieme. Quando la gente veniva dalla campagna, che venivano... È la storia. Aspetta, quando la gente veniva dalla campagna, che sono?